A Castrofilippo i carabinieri della locale stazione, nel corso di un servizio di controllo del territorio volto a contrastare le condotte che compromettono il patrimonio ambientale, hanno individuato un'attività estrattiva non autorizzata incontrata a Fontana Pazza. I conseguenti accertamenti si sono conclusi con la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento di 2 persone, un 40enne di Canicattì, proprietario del terreno, e un 57enne di Favara, esecutore materiale dei lavori. Le indagini condotte dai militari hanno permesso di appurare che i due, agendo in concorso tra loro in contrada Fontana Pazza, in un'area privata, avevano avviato uno scavo minerario senza alcuna concessione autorizzativa, sebbene la zona non fosse soggetta a vincoli paesaggistici, archeologici o idrogeologici. I lavori hanno provocato un significativo deterioramento del suolo. L'area interessata dall'attività abusiva è stata posta sotto sequestro anche per impedire ulteriori danni all'ambiente. La collaborazione con il personale specializzato del Dipartimento Minerario di Caltanissetta ha permesso di effettuare ulteriori verifiche tecniche e di quantificare le irregolarità riscontrate. All'esecutore materiale dei lavori è stata inoltre elevata una sanzione amministrativa pari a 80.000 euro. I controlli dell'Arma dei Carabinieri hanno proseguito e proseguiranno al fine di assicurare il rispetto delle leggi ambientali e contrastare le attività illegali che mettono a rischio il patrimonio naturale e paesaggistico.